Ed eccoci con voi in diretta, siamo arrivati all'ospite di giornata, è un ritorno molto gradito, l'avvocato Giulio Mosetti che di fatto è il legale della FIGC, è il consulente legale con particolare riferimento all'emergenza coronavirus. Buongiorno avvocato. Buongiorno Daniele, buongiorno. Allora, Mosetti, di fatto abbiamo ribadito più volte che Pfizer rallenta, almeno per questa settimana, la fornitura dei vaccini. Per quello che concerne i ragazzi che fanno parte delle squadre di calcio dilettantistiche, qual è l'età? Si può vaccinare da che età in poi? Diciamo che la vaccinazione parte dai 16 anni e quindi al di sotto non occorre farlo, non verrà fatta e quindi diciamo insomma le problematiche che di questi giorni siamo tutti partecipi riguarderanno giustamente anche le associazioni sportive e di conseguenza anche su quelle ritengo, almeno per un'opinione personale, che la campagna di vaccinazioni dovrà essere fatta. Anche perché lo sport di contatto è uno sport che anche rispetto ad aziende o ad altri luoghi diventa effettivamente importante farlo, no? Mosetti, ecco, rispetto alla precedente intervista, che cosa è cambiato? Siamo in zona arancione da poco più di 24 ore, il mondo del calcio? Il mondo del calcio si deve e si sta come sempre interrogando su quelli che sono e saranno gli approcci. Leggevo dalla stampa di questa mattina che il nostro presidente, che come si dice non molla mai, confida di iniziare ad allenarsi con allenamenti di gruppo, perché insomma, come ben conosciamo la normativa in essere una normativa per la quale l'allenamento individuale, poi anche qua ci sono ricorse un sacco di interpretazioni, è consentito, mentre quello di gruppo tendenzialmente e anzi giuridicamente no. È chiaro che la volontà della Lega, lo leggo anche oggi dalla stampa, è quella di cercare e sperare che nel 5 marzo o quella che sarà la data si riprenda cercando di concludere lo stesso i campionati. Ecco, ma ci sono i margini? Ma allora, se secondo i calcoli che ha fatto la Lega e la federazione, quindi si dovesse iniziare ad allenarsi quantomeno, perché insomma un minimo di tempo per riprendere la forma dei giocatori, anche se loro si allenano probabilmente come tutte le squadre individualmente, ci vorrà e quindi riprendendo secondo un programma che era stato stilato dalla federazione si dovrebbe riuscire a starci dentro con delle modifiche naturalmente, no? Si giocherà nell'eccellenza solo il campionato di andata, con dei playoff un po' particolari, insomma come era stato credo già illustrato dal nostro presidente, no? Senta Mosetti, però in alcune realtà gli allenamenti sono ripresi per i più piccolini, ad esempio i pulcini. Ma sì, qua come dicevo prima ci muoviamo in un mondo, non solo quello dello sport, ma quello in generale delle interpretazioni che si sono rincorse, per cui si può fare, non si può fare, quindi le policy, chiamiamole così, che le società sportive hanno deciso di adottare vanno di pari passo con la responsabilità o il senso di responsabilità che il presidente, visto che è il soggetto deputato a rispondere in tutto e per tutto, ritiene di prendersi. Ad oggi, dando un'interpretazione strettamente letterale, ma anche abbastanza sostanziale, emerge chiaramente che l'allenamento individuale con il distanziamento dei 2 metri sia consentito, non è consentito l'uso degli spogliatoi, non è consentito l'uso di altre strutture dove la vicinanza delle persone potrebbe essere fonte di contagio e di conseguenza comunicando, mi viene da dire anche correttamente, i vari DPCM che si sono rincorsi, dice io mi alleno mantenendo le distanze, sono all'aria aperta, parlando di calcio naturalmente, e quindi posso fare questa sorta di allenamenti individuali. Rientra un po' nella sensibilità, come dicevamo. Senta, quando ci risveglieremo da questo brutto sogno, che cosa cambierà? Ci sarà una metamorfosi nel calcio dilettanti, secondo lei, anche dal punto di vista economico? Sì, beh, diciamo che da questo brutto sogno o incubo che dir si voglia, confido che prima o poi ci risveglieremo perché insomma io spero che con i vaccini
o comunque con il passare del tempo la pandemia allenti un po' la morsa. Sicuramente il mondo, come tutto il resto del mondo, anche quello del calcio, soprattutto dilettantistico, è un'opinione personale la mia, non sarà più lo stesso. Cambieranno dinamiche, cambieranno equilibri, anche non ultimi quelli, ahimè, più importanti da un certo punto di vista, che sono quelli economici, e quindi la sostenibilità di una stagione o del mantenimento di una società passerà inderogabilmente attraverso una come dire, imprenditorializzazione delle società anche dilettantistiche. In questa direzione la federazione sta andando avanti, nel senso sta mettendo i ferri in acqua per cercare di trovare delle soluzioni che aiutino le società sportive, soprattutto dal punto di vista dell'approccio che dovranno avere. Insomma, ormai chi fa il presidente o chi fa il dirigente di una società dilettantistica deve pensare che quella è una società, anche se non ne ha i contorni giuridici, comunque l'approccio dovrà essere quello lì, dovrà essere un approccio da un certo punto di vista più tecnico, perché questo darà più garanzie anche a quelli che sono gli sponsor o comunque i soggetti che interverranno economicamente a sostegno di questo mondo. Ecco, questa è un po' la posizione così che credo troveremo, ahimè, dopo questo incubo. Senta, io e lei ci siamo sentiti 2 mesi fa. Nei vari decreti ristori sono state inserite le società sportive o ancora no? Ma qualcosa c'è stato, adesso io non l'ho seguito direttamente perché non era la mia competenza, però so che qualche ristoro è stato dato e purtroppo insomma la coperta, adesso non sta a me giudicarlo, è sempre un po' troppo corta perché si è trattato di alcuni ristori che sono arrivati in piccola parte economicamente, poi so che il nostro Presidente ha anche come dire, omaggiato per così dire, cercando di sostenere alcune società con alcune donazioni di multe, mi pare di ricordare, però ecco, insomma, questo è lo stato dell'arte. Ad oggi, diciamo, altre possibilità o novità non ci sono in un mondo che insomma si sta appunto, come dicevo, interrogando un po' su tutto. Cosetti si spogli un attimo da questo ruolo di legale della FIGC e rimanga ovviamente l'avvocato che conosciamo. Le chiedo un'opinione su questi migliaia di esercenti che hanno deciso di rimanere aperti nonostante il divieto. Ma anche questa resta nell'alveo dell'opinione personale, nel senso e anche professionale naturalmente. Allora, io come sai seguo molte aziende e quindi vivo con loro e ho vissuto con loro e sto vivendo con loro questo momento difficile. C'è una categoria in particolar modo, quella dei ristoratori, degli esercenti, e di questo forse la politica o l'amministrazione dovrebbe interrogarsi. È un mondo che non vive di un respiro finanziario così ampio da poter dire chiudo, faccio un po' di ammortizzatori sociali e poi riprendo. Cioè, è un mondo che è leggermente diverso rispetto al mondo industriale, che può ed ha mezzi anche finanziari per poter resistere. Queste sono persone che lavorano e che dedicano quello che incassano alla propria attività. E quindi facendo venire a mancare questo, viene a mancare il sostegno fondamentale per questo tipo di attività. Quindi se da un punto di vista, come dire, normativo mi verrebbe da dire che ci sono dei provvedimenti, e anche su questi potremmo discutere, ma insomma non vi porto via tanto tempo sugli argomenti giuridici di questa vicenda. Certo è che la loro reazione è il segno di un malessere di cui bisognerebbe tenere assolutamente conto. Ecco, sono persone in difficoltà che stanno resistendo senza facili populismi, lo dico perché stanno resistendo, mostrando la nostra ragione, no? Ho capito. Ma senta, lei segue delle aziende, come sono corse ai ripari queste realtà? Ma diciamo le realtà industriali o comunque di stampo industriale che seguo io, francamente io sto vivendo diciamo, una realtà professionale diversa dal 2008 quando ho dovuto assistere e abbiamo come studio dovuto assistere molte aziende con gli ammortizzatori sociali. Ce ne sono state, l'utilizzo della cassa integrazione della CIGO per Covid è stata effettivamente utilizzata, però se posso lanciare
come dire, un segnale di cauto ottimismo. Obiettivamente in questo frangente sto facendo attività più fisiologiche che patologiche, grazie a Dio. E quindi diciamo che il mondo industriale, con tutte le policy che sono state adottate, la sicurezza, che seguo io, ma non ho dubbio che anche dalle altre parti sarà così, sta reagendo bene, ecco, diciamo. E sono alcune fasce appunto imprenditoriali, come quelle di cui parlavi tu, che sono e soffrono. Non dico che le altre non siano in difficoltà, ma l'attività prosegue, ecco. Confido. Mosetti, A grazie posto, per il tuo intervento e a presto. Grazie a voi, grazie a tutti i telespettatori e buona giornata, buon lunedì. Grazie a Mosetti, chiaro come sempre, il legale della FIGC, lo risentiremo più in là. Adesso noi ci fermiamo, andiamo in pubblicità, c'è ancora un po' di rassegna stampa. A tra poco.